abbiamo una lunga tradizione veneziana e l'attaccamento a San Marco che ci ha accompagnato per secoli nelle traversie, ma anche nelle capacità di reagire che ha avuto la città e la popolazione veneziana, da un lato, e dall'altro questa giornata della liberazione che ci ha consegnato la democrazia e la libertà. Sì, bisogna tenere uniti i significati di entrambe, sia dello spirito diciamo locale, di questa forza di guardare al futuro e anche questi valori che ci sono stati consegnati. Ci servono molto in questo momento per guardare con un po' di fiducia e costruire un futuro in una situazione che davvero è molto difficile. Quindi credo che questa è una giornata in cui bisogna rincuorarsi guardando proprio ai nostri valori di fondo. Un messaggio di speranza in questa giornata importante per tutto il paese e doppiamente per i veneziani arriva dal candidato sindaco di centrosinistra Pierpaolo Baretta, che aggiunge: recuperare lo spirito classico della nostra città, imprenditività e solidarietà. Nella storia di Venezia Città d'Acqua, di Venezia Mestre, Terraferma, Marghera, ci sono queste due componenti, una grande capacità di imprenditività, di voglia di fare, di ricostruire, di ripartire e contemporaneamente una grande solidarietà nel considerarsi comunità e nell'aiutarsi a vicenda. Con queste due caratteristiche noi ce la faremo.